Da Salisburgo a Padova, sgominato un traffico di bici di lusso rubate. L'indagine della squadra mobile di Padova, che ha portato al fermo per ricettazione di un 52enne serbo, è partita dalla chiamata in questura a Padova di un cittadino austriaco a cui avevano rubato la bici del valore di 2.800 euro nel suo condominio a Salisburgo. Attraverso il dispositivo AirTag di cui era munita la bicicletta, l'uomo l'aveva localizzata a Padova e così allertato il 113. I poliziotti hanno così individuato il furgone che trasportava il velocipede mentre si spostava da Ponte Vigo d'Arzere verso la provincia di Vicenza, bloccandolo alla stazione ferroviaria di Tiene. A bordo del furgone altre 9 biciclette, alcune smembrate e divise in pezzi, rinchiusi in grossi sacchi neri per la raccolta dei rifiuti. Il conducente, un 52enne serbo, ha ammesso che le stava trasportando nel suo paese senza dare molte indicazioni. Portato in questura, è stato fermato per ricettazione e portato in carcere a Vicenza. L'uomo infatti era giunto da poche ore a Padova dalla Serbia con l'obiettivo di prelevare e portare le bici di valore già rubate. 2 delle bici ritrovate erano state portate via nello stesso condominio di Salisburgo da dove aveva chiamato il signore austriaco derubato. Ogni bici valeva circa 4.000 euro, il furgone e tutta l'area furtiva sono stati sequestrati. Una bici del valore di 8.000 euro era stata rubata in zona Arcella lo scorso 14 maggio. La squadra mobile di Padova sta facendo ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza di tutto il materiale rubato.